a secco. Sono a secco e non ho più acqua da bere. Niente benzina. A secco. Respiro aria condizionata di terraferma. Secco. Sono qua. Qua. Qua bloccato da ore. Sulla tangenziale di Mestre. Ho 120 cavalli, tutti fermi. A secco. Almeno il mare, fatemelo vedere. Per chi è costruita la linea Maginot dei centri commerciali che circonda le terre di nord-est? E chi fu l'imperatore? O fu un doge che fece costruire la grande muraglia della tangenziale dietro cui comincia la terra delle villette dei Capannoni, unica città senza più centro che va da qui alle rive dell'Indo. Com'è il mondo fuori di qui? Com'è altrove? Cosa c'è oltre Verona Sud? Oltre Padova Ovest? Oltre l'area artigianale di Rossano Veneto su cui non tramonta mai il sole? È l'altrove ormai, ad arrivare fin qui. Il primo segno di cambiamento nei cimiteri di elefanti. Non interessavano più a nessuno ormai. Pochi meccanici, qualche privato a cercare tocchi di ricambio. Di colpo una mattina brulicavano di gente, volti entusiasti, forestieri. Cos'è successo? Niente. Crollato un muro su, a nord, a est, a ovest. Dipende dal punto di vista. E di colpo file di pullman, di pellegrini turisti che veniva a fare la spesa nei nostri cimiteri di elefanti. I pezzi di ricambio, cari come l'oro. Un mondo nuovo si apriva dove tutto ciò che qui era scoasse, era merce preziosa. E queste strade di antico nome romano sono cambiate. Sono diventate carovaniere, mercatini di russi davanti ai capannoni. Vende l'armata sovietica in bancarella, gondole, matriosche, kalashnikov. Uomini neri di pelle, bianchi di denti, che va a piedi, carichi di tappeti, di tovaglie, da Mestre a Scorzè, da Noale a Castelfranco Veneto, e si sedevano a riposare sulle panchine di Treviso prima che il sindaco le tagliasse. Io non avevo memoria di gente a piedi lungo le strade asfaltate così lontano dal centro, ma la terra delle villette, dei capannoni non ha più centro. Puttane intercambiabili, nere de giorno, bianche de notte, per farsi vedere meglio dal traffico, che ormai su quelle strade è lo stesso di giorno come di notte. E ti rendi conto di colpo che queste carovaniere intasate vanno, vengono dall'altrove, Europa, Asia, Africa, sono attaccate attraverso il Salento, da là fin qua si arriva. Il mare che ti circonda non è muro, ma strada. Dalle mie parti si sono spaventati e si sono messi a costruire. Il passaggio di nord-est è tutta terra edificabile. Così quando arriva uno da fuori gli dicono occupato. È un mondo nuovo, diverso da quello che immaginavo quando ero bambino e futurista. Così ogni tanto mi prende una voglia di andar via e ci vado. Mollo la macchina sulla tangenziale e via, a piedi, a navigare su una carta, a caccia di balene albine in mezzo alla laguna, o seguendo le tracce del viaggio di Marco Polo in treno sulla Transiberiana. Seguendo quelle tracce, a Mestre mi son perso, mi son trovato a Venezia. Perché Venezia? Che ne so. Di una cosa sono sicuro, però. Qualsiasi idea, anche la più stupida, nel nome di Venezia, ha successo. Gianni De Michelis. Con una simile musa, non aspettatevi capolavori da questo viaggio.